Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello Spazzaciomercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a pronosticare le partite di Serie A della 19ª giornata. Siamo arrivati finalmente a metà campionato, metà proprio steccato. Questo qui sarà il turno infrasettimanale. Un po' incredibile che il Napoli gioca sempre alle 6 quando c'è sta partita infrasettimanale. Cioè, boh, vabbè. E poi vi devo dire un'altra cosa. Che non uscirà il Fanta Batman. Perché? Perché diciamo c'è stata, tra virgolette, visto che c'è poco tempo per far uscire sia questo video, c'è stato poco tempo. Non mi sento di portarvi un altro contenuto riguardante la Serie A, perché poi per il contenuto delle 6 abbiamo varie notizie di calciomercato e penso di farvelo uscire direttamente il Fanta Batman, penso o per la 20ª di Serie A, o per la 20ª giornata di Serie A, oppure lo farò uscire direttamente per la 21ª. Penso un po'. Vabbè, io direi di partire subito. Allora abbiamo Pisa-Como, partita secondo me che il Como non riuscirà a vincere, neanche a pareggiare perché a Pisa, nello stadio del Pisa, è sempre stato per tutte le squadre difficile giocarci, a prescindere se sia una big o un'altra, una squadra di bassa classifica, è sempre stato difficile giocarci. Vabbè, si segna quadrato per 1-0 e finisce per 1-0. Poi Lecce-Roma. Lecce che abbiamo visto che sta pareggiando con le big del campionato, che sta ottenendo diciamo buoni risultati in campionato. E io direi X, dopo il pareggio di ieri, dell'altro ieri, scusate, con la Juventus, secondo me può fermare anche l'andata della Roma, che secondo me o arriverà quarta in campionato o arriverà quinta, secondo me, la Roma. E vabbè, finisce per 0-0, quindi un X. E vi ricordo tutti i risultati con tutti i marcatori che vi dico per tutte le giornate, per tutti i pronostici della Serie A. Ve li potete pure già andare a giocare all'Eurobet, ve li potete pure giocare. Oppure se volete giocarli in modo, diciamo, non uscire da casa, ma in modo, diciamo, più tecnologico, più a portata di mano, potete andare anche su Betson Sport e andate a giocare. Non è una sponsor, però io uso anche quello per giocare. Vabbè, Sassuolo Juve 1. Vince il Sassuolo contro la Juventus per 2-0. Segna Pinamonti sia per l'1 che per il 2-0. Bologna-Atalanta, possiamo dirlo big match? Non lo so, fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti. Secondo me vince l'Atalanta, quindi 2. Segna, l'Atalanta vince per 2-0. Segna Scamacca e Lukman, secondo me. Napoli-Verona. Verona che ci ha sempre dato fastidio. Se vi ricordate la partita d'andata dell'anno scorso, che fu pure la prima giornata di campionato, e la perdimmo circa 3-0, non mi ricordo. Quindi ci ha sempre dato fastidio. Però questa partita si gioca al Maradona e noi, se non mi sbaglio, noi abbiamo sempre vinto al Maradona contro il Verona. L'anno scorso abbiamo vinto per 2-0. Vabbè, vinciamo per 3-0. Napoli vince per 3-0 con McTominay che fa doppietta e Politano. Parma-Inter. Parma-Inter. Parma che ha fermato un sacco di big sia l'anno scorso, che anche se non mi sbaglio anche quest'anno ne ha fermate molte.
e ci ha fermato anche a noi nell'anno del quarto scudetto, l'anno scorso con il pareggio alla penultima di Serie A, che lo potevamo vincere contro il Parma, però vabbè. E secondo me 0-0 Parma-Inter. Ve l'ho detto perché ha fermato molte big e secondo me può fermare anche l'Inter. Torino-Udinese 1. Vince il Torino per 1-0, gol di Simeone. Lazio-Fiorentina 1x. Poi Cremonese-Cagliari 1. Secondo me segna Vardi per 1-0. Milan-Genoa X 0-0. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!